5.0, la formazione linguistica per gli studenti del Veneto a tutto tondo. Andiamo a sentire di cosa si tratta. Intanto 5 perché siamo alla quinta stagione, siamo stati la prima regione, lo siamo ancora oggi, che aiuta i nostri studenti, quindi si rivolge principalmente agli studenti delle scuole superiori, ad andare all'estero o a imparare una lingua per raggiungere una certificazione, quindi non solo una conoscenza un po' più robusta di una lingua straniera. E peraltro abbiamo deciso che, siccome ormai conoscere una seconda lingua, in particolare abbiamo detto inglese e tedesco, perché il Veneto si rapporta con il linguaggio del business, che è l'inglese, e con un linguaggio di propri clienti, sia turisti che clienti delle nostre imprese, attraverso la lingua tedesca, e poi per i licei linguistici invece tutte le altre lingue, però per arrivare a una certificazione. Io andrei a studiare all'estero perché penso sia un modo anche per capire cosa c'è al di fuori dell'Italia e farsi un'idea soprattutto delle materie anche nuove, entrare un po' in contatto con ciò che c'è fuori. Io ci andrei per imparare anche altre lingue. Subito, cioè senza neanche pensarci, proprio direttamente. Ho fatto qualche anno anche all'estero, quindi sì, ci tornerei comunque, sì. Sei però poi tornato in Veneto, in Italia, perché? Ti è piaciuta l'esperienza all'estero, però hai preferito il Veneto? Più che altro qua famiglia, amici, per quello, cioè non per quanto riguarda l'istruzione, ma per quanto riguarda quello che c'è attorno, diciamo. E la cosa interessante di Move è che ha due aspetti che sono decisamente innovativi. Il primo è che noi finanziamo la presenza, l'esperienza dei ragazzi all'estero, cioè non imparano solo la lingua qui, vanno nello stato dove quella lingua si parla e vivono quel contesto. Il secondo è che abbiamo anche un Move in alternanza scuola-lavoro, ovvero che vanno proprio a lavorare in un'azienda, così come si fa con l'alternanza scuola-lavoro in patria, lo si fa anche con esperienze in un'azienda straniera. Immaginatevi anche la crescita di questi ragazzi, crescita che è stata certificata dall'ufficio scolastico regionale e dal sistema di valutazione, perché non solo i ragazzi ottengono la certificazione utile per il mondo del lavoro, ma hanno aumentato la propria capacità di imparare meglio le materie tecniche, ma soprattutto di migliorare nella condotta, cioè nel comportamento. Io credo che questo sia veramente un dato da sottolineare, ovvero il lavoro serve a migliorare il comportamento. Riteniamo sostanzialmente che l'internazionalizzazione sia di tutte le scuole, di tutto il Veneto. C'è una valutazione sui progetti però, perché è chiaro che pur essendo la cifra importante, finanziamo 5 milioni di euro anno e quindi è una cifra del tutto significativa, però non riusciamo a coprire la generalità degli studenti veneti e quindi premiamo la progettualità della scuola. È anche un modo per stimolare gli insegnanti, perché è evidente che vuol dire prendersi dei contatti con altre scuole straniere e di costruire un progetto dedicato.